Ancora tensioni e preoccupazioni a Casarza Ligure per la sorte dell'azienda Astore, che ha deciso di trasferire attività a Genova Casella. Questa mattina si è tenuta una riunione in comune tra il sindaco, i sindacati, i lavoratori e il consigliere regionale Claudio Muzio per decidere come procedere e quali strumenti usare per ostacolare la chiusura dell'azienda. Che cosa significa per Casarza perdere un'azienda simile? Intanto lo voglio dire, prima di arrivare a questa decisione tutti insieme daremo battaglia, perché perdere un polo produttivo che dà lavoro a 45 famiglie del territorio è una cosa inaccettabile. Quale amministrazione comunale abbiamo l'intenzione di fare tutto il possibile affinché questo non succeda. Quindi faremo già lunedì questo un consiglio comunale urgente, penso porteremo un documento all'unanimità e andremo avanti in questa battaglia a fianco dei lavoratori. I sindacati CGIL e metalmeccanici del Tigullio ricoprono in questa situazione un ruolo di primo piano. E quando ci è stato comunicato il trasferimento dell'azienda dal sito di Casarza al sito di Casella, abbiamo subito chiesto un incontro in Confindustria, perché per noi lì è la sede istituzionale. Abbiamo chiesto subito all'azienda che i 45 dipendenti, e devono rimanere 45 dipendenti, quindi non ci deve essere nessuna scrematura. Poi siccome capiamo bene che da qui a arrivare a Casella si parla di 70 km, sappiamo anche noi che ci sarà qualcuno che non accetterà. Quindi lì noi dovremo contrattare sul tavolo le condizioni di miglior favore, ma non solo per quelli che vanno a Casella, ma per quelli che perderanno il posto di lavoro, che rimarranno in zona, perché rifiutando il trasferimento, superando un tot di chilometri, hanno diritto a dare la giusta causa, dare le dimissioni per giusta causa. E lì noi su quello partiamo. Beh, per quanto ci riguarda, noi non siamo assolutamente d'accordo e siamo contrari al trasferimento dei lavoratori a Casella. Questo perché è evidente che nelle condizioni di criticità che ci sono nella distanza del trasferimento porterebbe molti lavoratori a dover desistere dall'andare a Casella. E quindi faremo tutto il possibile per cercare di evitare una conseguenza che non ha motivi per un'azienda che produce da anni facendo molti utili, per cui non è un'azienda che sta andando male, è un'azienda che raggiunge tutti gli obiettivi, quindi per quanto ci riguarda non ci sono altre soluzioni che rimanere qui sul territorio.